Titano 1. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi siamo, ieri sera, ma dopo dipende da quando state guardando questo video, siamo arrivati in Lega Titano 1. Mamma mia, finalmente siamo arrivati in Lega Titano con il nostro attuale record, 4702 coppe, perciò con questo nuovo record, che cioè di poco, abbiamo battuto Teoz, che nella sua scalata scorsa era arrivato a 4700 spaccati, perciò l'abbiamo appena battuto, perciò 20.000 like ragazzi. Allora, se andiamo su migliori giocatori, andiamo su locale, basta scorrere leggermente sotto e mi trovate in classifica italiana. Ragazzi, nella mia ultima scalata ero arrivato 26esimo o 27esimo in tutta Italia, ma dopo dipende perché c'era un altro giocatore che era probabilmente aveva le mie stesse coppe, perciò ero in pareggio. Oggi con 4700 coppe si arriva solamente 150esimi. Quest'estate con 4700 si arrivava nella top 10 ragazzi, perciò l'asticella dell'eccellenza quando si va avanti si alza sempre di più, perciò stavolta dovremo tentare di arrivarci almeno noi nella top 10. E comunque ragazzi, se vedete che attualmente tutti i giocatori sono ritornati verso le 5.000 coppe, perché è appena finita la stagione, perciò tutti tornano alle 5.000. Allora, prima di iniziare a farvi vedere gli attacchi in live ragazzi, mi devo scusare con uno dei giocatori del clan Made in YouTube, dove ci sono tutti gli altri miei amici youtubers, come questo qua è Teoz, e qua abbiamo un Lezzo, qui abbiamo Yakidale, e dov'è Federonzo, where are you? Ma sei sottissimo, madonna Federonzo, ecco qua Federonzo, vediamo se ci sono anche, ecco qua abbiamo anche Klaus, Vegas, un conto secondario di Teoz, dopo abbiamo Surreal Power, non trovo i TFG, forse sono usciti, vabbè, fa niente. Ecco ragazzi, devo scusarmi con un giocatore che si chiamava, dov'è? Non lo trovo. Aia, forse è uscito, mi sa. Beh, comunque il giocatore in questione si chiama, eccolo qua, Hop, e purtroppo le ho fatto 3 stelle. E indovinate ragazzi, su quale villaggio ho fatto 3 stelle? Il villaggio che tanto odiavo. Oh! Questo villaggio qua che odio, niente contro questo giocatore, gli ho fatto 3 stelle. Praticamente ero in sessione fuori, ero a Verona, forse qualcuno mi ha visto anche a Verona, ci siamo fatti anche delle foto. Praticamente stavo facendo sessione e appena mi apriva un villaggio lo dovevo attaccare per forza, e non ho neanche guardato che questo giocatore era nei Made in YouTube, e perciò prima sono andato sciallo, l'ho sfondato. Inizialmente ho detto, stavolta se felo sono un coglione, perché mi pagava neanche tantissimo, mi pagava 8 coppe e se perdevo erano meno 35-33. Allora, messo la pozione salto, si entra all'interno, congelo, metto pozione veleno. Ragazzi, qua mi stavo cagando addosso perché le truppe erano tutte incentrate in un unico punto e se mi arrivavano tanti colpi di mortaio io morivo. Per mia fortuna sono stato molto fortunato, perché i miei eroi sono entrati all'interno del villaggio e ho fatto la prima stella. Qua guardando l'attacco in sé per sé, tipo ma sì, scialla, Kai, avrai fatto una stella, massimo 2 e scappi via con le coppe, con le risorse. Invece sono H. Fatto 3 stelle. Perciò mi scuso anche con i giocatori, vabbè, non ti ho tolto tante coppe, 8 coppe non sono tante. Continuiamo a guardare il replay. La regina stava morendo, gli ho attivato anche l'abilità, così distrugge un po' di difese. Ecco, qua era proprio al centimetro, al millimetro. Potevo anche non fare 3 stelle, sono stato anche fortunato. In primis perché era un Town Hall 10 e non aveva il cannone falcone, perciò sono stato più fortunato. E anche per questo questa difesa era più debole. Ecco, 3 stelle, scialla, perciò concludo questo replay chiedendo scusa a questo giocatore perché non ci ho fatto caso, perché il clan Made in YouTube è un clan amico. Poi andiamo a guardarci le nostre difese, ragazzi. Devo ringraziare questo giocatore qua che fa parte dei Elite Team Top,
clan brasiliano, che mi ha regalato solamente 11 coppe. Lui quando mi ha visto molto probabilmente pagavo 30, 31, 32 e ha filato di una percentuale, ragazzi. Controlliamo il villaggio perché non mi ha... Scusa. Poverino, è Town Hall 9 che scala, le ho fatto fare anche un fail. Comunque mi ha attaccato senza la regina, visto ragazzi, è in upgrade. Perciò l'ho vinta di puro e solo puro culo. Da leggenda, cioè praticamente da Titano in poi è difficile. Soprattutto da Titano 2 è quasi impossibile vincere. Soprattutto se non hai una, due, 3, 4 difese, 5 difese in upgrade. Perciò questa difesa l'ho vinta di puro culo. Questo giocatore qua ha attaccato con i draghi perché l'attacking migliore per Town Hall al 9 per scalare sono i draghi. Purtroppo lui non ha fatto, cioè per mia fortuna lui non ha fatto 50% perché non aveva la sua regina degli arcieri. Perciò scialla. Comunque qua i suoi draghi sono stati anche stupidi perché hanno girato dall'altra parte, sono andati a destra anziché prendere il Town Hall. Qua abbiamo il suo mitico re al 26, anche se fosse stato al 28, 27 avrebbe potuto farmi il 50. Facciamo per 4. Comunque faccio i complimenti anche a questo giocatore perché arrivare a 4300 con Town Hall livello 9 è un po' da nerd, perciò complimenti e grazie per le 11 coppe. Allora ragazzi, io mi sono svegliato da poco, ho fatto anche la doccia, perciò ho ancora i capelli un po' umidi, sono le 3:35, non penso che vedete. Allora, abbiamo appena iniziato la sessione, perciò vi farò vedere tutti gli attacchi in live di questa sessione qua. Massimo supporto, 15.000 like, ci vediamo tra poco. Abbiamo appena trovato un villaggio da attaccare e non è facile. Come fare? Allora, pum, esploso. Pum, esploso. Ok, qua è difficile farlo esplodere. Dai! Ok, perfetto. 2 golem qua, un golem qua. Comunque siamo arrivati a clan livello 8. Se non avete visto l'iconcina tutta faiga. Tante pozioni qua, una bella assalto, streghe, eroi, dagade, un altro terremoto. E spero di entrare al centro del villaggio. Ok, speriamo che non mi congeli, non mi prenda nessun eroe potente. Dai. Entra nel villaggio, no, io mi ingasso. Io mi ingasso. Re, entra dentro, per favore, entra dentro il villaggio. Se no io qua mi arrabbio. Il Town Hall è quasi nostro, ragazzi. No, sono usciti i scheletrini. No! Prendi il Town Hall. Dai che là non prendere il re, ok? Va, scialla. Il Town Hall è nostro, ragazzi. Il Town Hall è nostro. 50% è nostro, perciò scialla. Questo giocatore qua pagava 11 coppe, non erano neanche tantissime. Ora facciamo un po' di percentuale, quindi ci alziamo i bonus, dato che mi sta scendendo un po' di nero. Ok, comunque se rimaniamo costanti con il nero, anche perché sono arrivato a Titano 1, perciò il bonus dovrebbe essere ancora più alto rispetto alla lega precedente. Madonna, l'eroe è già al 15. 50 e 59 mi sa. Questo eroe è veramente di supporto. Non ha un cervello suo, non ha una intelligenza artificiale, è proprio stupido questo eroe. Ok, qua c'è qualcuno che mi vuole chiedere l'amicizia. E perciò il nuovo eroe muore, perciò a questo punto... no. Resa. Non facciamo niente. Ragazzi, siamo qua con un villaggio che odio. Attacchiamo, non ho voglia di aspettare che mi apra un altro villaggio perché devo aspettare veramente tantissimo ultimamente. Perché da Titano 1 cambia. Anche se sono qualche centinaio di coppe, ora se ci penso non sono poche. Ok, mettiamo i golem. Entriamo al centro del villaggio. Mettiamo qualche spacca qua. Maghi dietro. Eroi. Ok, questo qua è mio papà che è entrato in camera. Ok, dopo. Mettiamo un gelato. Ok, bug schifoso, non mi ha contato la pozione terremoto che avevo. Ora attiviamo l'abilità dell'eroe perché qua c'è una bomba gigante. Dicevo che c'è una bomba gigante. Boom!
Lo sapevo che c'è una bomba gigante. Ora mettiamo un'altra furiozza. Entriamo. Dai, distrugge questa torre inferno singola che mi dà... Oh, mucho fastidio. Abilità del nuovo eroe. Ok, sì, del vecchio eroe. Se non faccio 2 stelle, mi ingazzo. Ah, ecco. Aspetta, no, Town Hall. Ah, ecco, ora ho preso Town Hall. 55, ci risparmiamo anche la pozione salto. Ok. Preso. Abilità. Arco X. 63, 64. 65, dai che facciamo un po' di percentuale. Pum, preso anche vola no. Ok, no, questa torretta dello stregone non la prendiamo. Ok, abbiamo fatto 6 coppe. Wow, 97% di bonus e mi dà 300.000. Bah, mica male. Però l'Elise Nero è veramente pochissimo. Vi faccio vedere anche quanto ci danno per la Lega, Leggenda. Torniamo nel clan mio. Ok, allora su coppe leggende danno, se fa almeno 70%, 340.000 di bonus. E controlliamo attualmente con 4.715 coppe in che posizione italiana siamo. Attualmente siamo 144esimi. Vabbè, cercherò di scalare un bel po' e arrivare a leggenda. E ce ne mancano un bel po' di coppe, ragazzi. Ok. Finalmente ho trovato un villaggio. E non è facile. Perché non trovo villaggi facili? Allora, in primis bisogna mettere subito i golem qua. Tac. Un altro qua. Maghetti a ripulire. Purtroppo... Sì, ecco, lo sapevo che c'era l'escatto qua. Un altro po' di maghetti. Mettiamo i eroi. Tac. Vediamo l'avveleno. Mettiamoci una bella furietta. Ora speriamo di entrare al centro del villaggio. Ok, mettiamo anche una bella salto qua. Per entrare all'interno. Ok, ragazzi, ho dimenticato una pozione. Mio Dio, ho dimenticato una pozione. Anzi, ho sbagliato le pozioni, ho messo troppe salto. Dovevo mettere una gelata in più, madonna. Dai, sti fail, Kai, non mi puoi fare sti fail. Vabbè, che se ne fotte. Oh, ce l'ho! No, scheletri, oh! Scheletri, mamma mia. Basta, devo ricontrollare almeno 2 volte prima di attaccare. Con una gelato in meno fa probabilmente la differenza. Tipo, che me ne serve? Che mi serve queste pozioni di salto qua? Tipo, sono arrivato al 44. No, non penso 45, impossibile. No, non penso di far 50. Ecco, se avessi avuto la gelato avrei fatto anche 50. Ma in questo caso, dato che voglio sto eroe in vita, facciamo resa. 3 coppe. Allora, siamo contro uno che non ha il canone. Cioè, il canone ce l'ha, ma ce l'ha il canone, ma non è in utilizzo. Insomma, c'è un upgrade. Allora, io direi subito di iniziare qua, sennò ci inchiappettano. Comunque i villaggi si aprono veramente dopo 1 ora e mezza. Mi arrabbio sempre. Ecco, lo sapevo. Pam, dai, almeno ha aperto. Allora, l'importante è che abbia aperto. 2 golem qua, 2 golem qua, un golem qua. I maghi molto attorno in modo da garantirci almeno 50 streghe aperte. Streghe aperte. Ok. Abilità. No. Ok. Spacca. Una bella pozione veleno. Una terremoto qua. Appena entrano al centro del villaggio i miei eroi li mettiamo anche una bella furietta. Ok, congeliamo qua, se no il re va a farsi benedire. Mettiamo una bella furietta. Entriamo al centro. Abilità del nuovo eroe. Ok, tra poco geliamo anche quest'altra. Gelata. Ok, la torre inferno è andata a KO. Abbiamo gli eroi che stanno probabilmente entrando nel centro del villaggio. E il mio re barbaro tra poco... Gli attivo anche l'abilità. Attivati, prendi sta Inferno Tower. Perché gira, no? Ogni volta. Vabbè, la percentuale che ho fatto oggi è abbastanza alta. Yes, prendi anche il nero. Boh!
Mi stavo distraendo un attimo. Se mi distraevo non prendevo neanche i black. La terza stella è difficile, impossibile, impossibile. Quasi quasi io aspetterei di dire impossibile. Se c'ho culo. Fangulo. È morta la regina, è morta la regina. No, dovrei avere un culo grande, non so come non so cosa per fare 3 stelle qua. Beh, 7 coppe alla fine, non manco sono tante. Ecco, il re. Sono dubbioso, ragazzi. Sono molto dubbioso. Sono. Sono senza parole. Non so se riesco a fare 3 stelle. Oh, oh, Akab! Sono 3 stelle, sono 3 stelle. Il maghetto Akab che manco ho visto. Troppo figo, ok. Ho usato tutte le pozioni in tutte le truppe. Sì, sono 3 stelle, ragazzi, qua. Madonna, vabbè, 3 stelle, 7 coppe, non sono tante, ma alla fine è meglio dei due, insomma. Prendete tutto e abbiamo ancora 37-35 secondi abbondanti, perciò. Sorry. Scusa, sto giocatore qua è del clan Indo Celestial. Sei italiano? Scusa. Perché? Ah, c'era anche questa. Ok. 100%. Il bottino non è molto abbondante, ragazzi, però io sinceramente mi accontento. Allora, controlliamo se era italiano questo. No, non era italiano, era vietnamita, per fortuna. Se no, dopo nei commenti mi scrivete: Cash bastardo, perché mi hai attaccato e mi hai fatto 3 stelle? Allora, ragazzi, questo giocatore paga abbastanza ed è parecchio forte. Non mi resta altro che attaccare. Allora, controlliamo tutte le pozioni sì o tutte le pozioni. Pam! Distrutto. Qua mi sa che devo mandare prima i golem. Pam! Distruggi. Tank. Distruggi. Ok, sono usciti i suoi maghetti del pipero. Mettiamo una bella furietta. Eroi. Mettiamo un assalto. Una bella gelato. Una terremoto. Penso di entrare all'interno del villaggio. Se penso. Dai, prendi Town Hall. Eroi iniziano già a girare. No, questo qua gira. Attività, sì, l'attività. Abilità, se no qua schiatto, malissimo. Una bella furietta. Prendi Tahol regina, no, dai, abilità. Madonna, sta regina. Quanto mi fai arrabbiare. Oh no, c'è Soraya Barbaro, cioè naturalmente deve esserci per forza Soraya Barbaro che difende il Town Hall. Ora vediamo se muore. Se muore prendo anche Town Hall. Figa, che cazzo ti prendi il deposito, mamma mia. Prendi oh, ma che cosa prendi? Torre Inferno? Prendi direttamente il Town Hall, no? Ok, ha preso il Town Hall. Perciò sono 2 stelle. Abilità. Town Hall preso. E vediamo quante stelle mi cucco. Ok, Town Hall è mio, perciò ho schierato anche già tutte le truppe. Scialla non è andata malissimo come attacco. Sinceramente è andato anche bene. Boom. E c'è ancora il cannone falcone in vita. Ai. Dai, prendi un po' di percentuale. 68, mica male. Ok, a sto punto possiamo fare anche resa. Ok, tanto sono morto. 10 coppe. Ragazzi, qua in Lega Titano 1 si farma che è un bordello. Ultimo attacco di questa sessione, ragazzi. Ehi! Se fai lo son coglione, naturalmente. Allora, direzione Torre Inferno singola, sempre. Prima si stecca quella singola, meglio è. Pataboom, esploso. 2-2 e 1 al centro. Maghi prima ai lati, poi alla fine al centro. Un bel po' di spaccamuro, una bella furietta, una bella gelato. Streghe lontane. Una bella assalto che comprende anche il Town Hall. Subito eroi. Terremoto, dai che ci siamo. Terremotiamo la torre e il Town Hall singolo. Sì, Town Hall singolo, la torre singola volevo dire.
Congeliamo, entriamo al centro, attività, sì, attività, abilità, sbaglio sempre del nuovo eroe. Oh mio Dio, anche l'altra, la singola, non ci ho fatto caso, ma sì, ma chi se... No! Mamma mia, ragazzi, qua mi incazzo. Ecco, la connessione mi ha fatto cagare addosso. Ma sì, scialla scialla, 2 stelle. Ok, 2 stelle, 48, 49, 50, scialla scialla. Purtroppo la terza stella non gliela faccio. Prima potevo fargli la terza stella, però non ho avuto culo. E il mio cane che urla. LOL. Basta Nico, perché abbai quando lo registro? Ok, ha preso la mia regina e tu credevi di prendere la mia regina? No, invece facciamo un po' di percentuale. Nico, basta urlare. Ha smesso, ok. Allora, vediamo quanta percentuale faccio. 60, vediamo se faccio 60. 60. Anche un po' qualcosina di più, mi sa. Ah, perfetto, prendiamo anche un po' di Elisir, siamo pieni. Oh mio Dio, ma sì, torniamo a casa. Oh mio Dio, sta connessione mi fa cagare in mano. Torniamo a casa, ti prego, ok, fammi tornare a casa. Perfetto. Ragazzi, allora, questa sessione la finisco a 4755 coppe. Andiamo su migliori in Italia. E attualmente sono 133esimo. Ah, Madonna, ci sarà da sudare per arrivare nella top 10 e in Lega Leggenda, insomma. Allora, dato che oggi abbiamo un bordello di Elisir e non lo possiamo utilizzare, cioè lo potrei utilizzare, ma solamente per il sorvegliante, ma mi tocca gemmarmelo. E lo gemmo, fanculo, lo gemmo, perché sennò butto via le risorse. Allora, io gemmo solamente il tempo, per quelli che me lo chiederanno nei commenti. Per quanto riguarda gemmarsi le risorse, lo trovo un po' stupido perché alla fine è là il bello del gioco. Il brutto del gioco è aspettare. Allora, vediamo che ho anche due belle torri, tre torri dello stregone in costruzione, perciò questo villaggio in questo momento ho tanti edifici in upgrade, perciò sono svantaggiato in difesa. L'abilità me la dà a livello 10, perciò vabbè, fanculo. Vuoi terminare? Fanculo, ciao 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 ciao. 4 giorni, vabbè. Il gran sorvegliante non mi costa tanti giorni di attesa. Allora, vediamo un po'. Ci potremmo gemmare anche questa, sono solamente si dice 38 gemme. Potrei gemmarla e rimettere un altro livello della torretta della cere dopo la difesa. Allora, siamo in difesa tra 40 minuti, perciò sì, io direi di andare in difesa, non c'ho più voglia di cercare, perciò ok, ce la gemmiamo. Perfetto, perfetto. Ora chiediamo, allora, cosa chiediamo al clan? Mastino e Mongola più terremoto, terremoto. Ah, comunque oggi sono in un clan di amici, il Wizard of Death. Ok, torniamo a casa. Dai, donatemi un solo gol. Un solo come solo gol. Ok, dato che abbiamo tutti gli eroi in vita, tranne questo sorvegliante, ce lo gemiamo e andiamo in difesa e dopo vi faccio vedere anche la difesa. Mi stanno attaccando, mi stanno attaccando. Oh, finally. Incrociamo le dita. Fanculo, è un titano uno come me, ma va, fanculo perché mi attacca da davanti. Da davanti ho spostato tutte le bombe sotto, mamma mia. Streghe al 3. Fanculo. Veramente. Qua c'avevo una bomba gigante, ma l'ho spostata, mamma mia, credendo che mi attaccassero tutti da sotto. No, le Valchirie, no. Odio le Valchirie. No, 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 no. Ormai è troppo vicino a Town Hall, ormai me lo prende questo. Mi farà un meno 20, mi sa. Boia, cane. Mondo mio, santissimo. Santi numi. Santissimi. Capperi per merenda. Mi si è bloccato. Ah! Vedo Town Hall. Vedo Town Hall. Mi sa che prende anche il 50% qua. C'ha culo questo tipo. Ha anche le truppe di riserva che non ho ancora utilizzato. Figa. 44. Ha ancora l'abilità della regina. Maiale. No! Aspetta.
È tornato a casa? Ah, già fatto 50, maledetto. Non voglio guardare, non voglio guardare, non voglio... Fanculo! Maiale! Meno 14 coppe. Oh cazzo, ho rotto la sedia. No, no, non si è rotta. Maledetto. 14 coppe, come le recupero? Maledetto. Vediamo se è buona la sua difesa. Ah, vaffanculo, non c'ho neanche voglia di guardarti la difesa. No, la mia connessione oggi sta andando a fanculo. Mi sa che devo cambiarla. Vabbè ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Come al solito lasciate un like e un commento. E noi ci... sì, è tutto, sì, è tutto. E anche per questo video almeno 15.000 like, perché sto iniziando proprio dall'inizio della sessione a fine sessione e durante tutto l'arco di questo tempo. Perciò... per sta Lega Titano 1 lasciatemi almeno 15, anche 20.000 like se volete.